En 1930, Juan del Garric, biologista originario del Segala, se intorno de las islas amb de plants de bananiers. Abbiamo tutto aquel campo aquí darrere l'hostal, era ple de bananier. Les recuntaven y cuando eran maduros las amasaven, las recuntaven. Y poi las anaven menar a la barraco de Fraise per la vento, pregnant lo carretú sto dire in brec, almeno a cavallo, e tacadac, montaven a la barraco. Allora, qui era quella pausata al sud-ouest. Sud-ouest. E il terreno era adattat a quella cultura. Un terreno scistoso, imbucciacide, che donava de buoni risultati. Lo scientifique remarcò che lo segal, cultivat alentur, porta alla terra so buon per la banana. Ma curiosamente si sviluppa una varietà segalina che butta dreccio. Tra las annados 50, per s'adattare al commercio mondiale, los agricultors locals se mettono a cuidare loro frutos. Cada villaggio, cada famiglia d'agricoltura aveva sa propria tecnica di cuidaggio artesanale. Per curvare la banana era dretto che la banana. Staccavo a cada but e a me la ficelle la sospendevo, la pensavo a un come si dirai, un bastù, che pensavo no, e la sospendevo come qua e la banana automaticamente si torceva solo. Era naturale che... È possibile de nous faire bere lo secador? Oh, non mi dopo. E la secaven, els mettiamo amunt il nau, la posaven amunt de sus, e poi facciamo fioc, així, en bas. E allora lo fum muntava, e me mettendo secavo e prendevo lo fum, lo gusto del fum che era de bananos fumados, che aveva un gusto. N'hi ha pas de bananos fumados comunque. Lo costo de curbace e la manodobra era un tro car pel mercat mondial, e la banana del Segala desapareisset un temps de la venda. Alla debut de las annados 2000, per salvar las granos ancianos, l'agricultura del Segala se torna un metre a la banana.